Ciao amici, ben ritrovati. Questo è il 33esimo episodio. Saprete benissimo che siamo nel mezzo di una grandissima guerra, la guerra, quella che abbiamo chiamato la Grande Guerra Europea, che coinvolge infatti quasi tutti gli stati Europa. E come sentirete, adesso sono riuscito a sistemare la musica dopo lunghi e penosi tentativi che non riuscivano mai. E quindi presto farò questo tutorial per mostrarvi come si fa a modificare la musica. Avevo fatto degli errori davvero di tutti i tipi di errori, ma il più divertente era che le quattro stagioni di Vivaldi non venivano suonate perché anziché impostare la stagione del gioco avevo impostato quella reale, cioè mi chiedevo ma perché se io imposto a dicembre che questa musica deve andare a dicembre non parte, era perché non era adesso è aprile. Invece dovevo impostare il mese fittizio del gioco. Quindi ho inserito uno dei 12 movimenti, ognuno dei 12 movimenti qui sono formate le 4 stagioni per un mese, quindi eh, la musica sarà abbinata ai mesi. Poi ho messo questo per ora, quindi Vivaldi Albinoni, e in più una musica che sarà a sorpresa. Quindi se spunta durante la partita capirete subito qual è. Ah, ok, ci eravamo lasciati nel bel mezzo delle nostre battaglie. La nostra guerra è partita molto bene e stiamo vincendo il 20% e siamo impegnati un po' ovunque, sia nel Sud America contro la flotta inglese e anche l'esercito inglese soprattutto, sia in Europa, proprio alle porte di Venezia. E era partita molto bene quando ci eravamo riuniti con le armate francesi sulle montagne per affrontare gli eserciti nemici coalizzati. Invece è proseguita un po' peggio perché ormai baldanzosi per la vittoria. Ecco, come vedete, questo è a maggio è abbinato il terzo movimento alla primavera. E diceva, imbaldanziti per la vittoria ci siamo separati dall'armata francese per distruggere quella ungherese, obiettivo che sembra stia riuscendo, ma nel frattempo i francesi hanno subito una sonora sconfitta. Stavano vincendo di verità, poi per via di un rinforzo di 40.000 uomini dei russi sono, eh, hanno ceduto, insomma, e quindi adesso si sta ritirando in Francia. Quindi la mia opinione è che in questo momento ci convenga cercare di far fuori. Qui c'è un esercito che si sta ritirando, quell'esercito il prima possibile, per poi ricongiungerci all'armata francese. Allora, qui avevamo prodotto 4 navi pesanti. Qui ci stanno assediando Atene, sti maledetti. Sono deboli, però non posso neanche mandarci nessuno al momento lì. Mm. Allora, qui siamo anche in una situazione un po' difficile perché, vabbè, dobbiamo riunire questa flotta. Mm. Sono 4 navi pesanti. Poi ci sono queste due navi che mi servono per sbarcare uomini a Sant'Elena prima che gli spagnoli finiscano la colonia. Però sono in grave pericolo perché ci sono due flotte inglesi che arrivano proprio, tra l'altro lo stesso giorno, per distruggere la mia nave, che non avrà via di scampo, immagino. Naturalmente, il posto dove può arrivare più velocemente è questo. Non so cosa inventarmi. Speriamo non la intercettino. E lo stesso timore vale per quest'altra nave, quindi direi di riportarla in porto al massimo. Perderemo una nave.
E inoltre, e qui c'è la flotta nemica. Un guaio. Però pensavo, allora, ci conviene andare a prendere sto esercito e fregarcene un po' dei ribelli. Forse. Perché penso che per le battaglie future non potremo risparmiare nessuna parte del nostro esercito. Quindi questo lo richiamiamo di qua. Qui stanno arrivando questi. Dovremmo cercare di fare una guerra difensiva ora, cercare di sconfiggere sempre i nemici quando ci attaccano imprudentemente o quando... o soprattutto cercare di fare in modo che attacchino i francesi mentre noi li supporteremo prontamente in modo da avere una vittoria assicurata, oppure colpirli proprio dove sono deboli senza generale, senza troppe truppe. E, e in più, allora, l'obiettivo per questa partita adesso sarà occupare più che altro queste due province e richiederle nella pace. Tra l'altro ci costerà, la pace sarà terribile perché no, ci guadagneremo delle province, cioè la Toscana Provenza, il Sud America se tutto va bene, e in più cederemo al Marocco qualche cosa, prenderemo Malta e anche qualche altra colonia in giro. Ecco, però avremo una sovraestensione. Oh, c'è pure l'applauso. Va bene, avremo una sovraestensione. E giustamente siamo rimasti nello stesso mese. Quindi questa è molto avvantaggiata in questo mese rispetto a tutte le altre musiche nella playlist. Vabbè, e... dicevo, cosa cavolo dicevo? Ecco, avremo una sovraestensione altissima. Già adesso non è che scherzi. Però è... no, qui non finiamo perché siamo in guerra. Comunque si alzerà moltissimo perché capite che prendere già queste due farebbe andare sopra il 100%, più la Provenza ce mi farà andare al 150%, più queste due che sono province ricche, cioè andremo al più del 200% di sovraestensione. Ricorderete quello che è successo l'altra volta. Prima di tutto c'è stato un evento, se vi ricordate, un advisor che avevamo, tra l'altro un africano, aveva reclutato per 300 e passa ducati, si è dimesso e è fuggito con i soldi. Insomma, probabilmente era un bacucco travestito da consigliere che per non dimostrare la sua incapacità totale ha trovato la prima occasione buona per fuggirsene con il bottino. Purtroppo non siamo riusciti a reperirlo e strangolarlo. E quindi avremo di sicuro moltissime ribellioni, eventi di ribellioni, perderemo prestigio, stabilità, tutto. Però credo ne valga la pena perché se conquistiamo Firenze potremo formare l'Italia. Bene, quello che c'era da dire abbiamo detto. Questi chi sono? Mm. Non mi fido neanche tanto a lasciarli qua. Non credo che avremo possibilità di conquistare anche l'Ica in questa guerra. Abbiamo... Ecco, una cosa quando unificheremo l'Italia, un problema sarà... Perderemo un diplomatico, perché non avremo più l'idea veneziana dell'industria della stampa, che ci dà un diplomatico, non si sa perché. Cosa c'entra la stampa con i diplomatici? E... Va bene, va bene. Allora, possiamo partire di nuovo con massima cautela. Non c'è niente che possiamo fare, ma questo non è interessante al momento. Abbiamo diverse pretese. Abbiamo anche altissimi rischi di rivolta. Non c'è magari qualche provincia in cui potremmo diminuirli questi rischi di rivolta? No. Vabbè, Ceuta. Allora, ok, richiameremo quindi la flotta, la mandiamo qua e ci servirà sia un po' da mandarne in Africa, sia soprattutto per riportare indietro l'esercito.
Qui non ci devono essere ribellioni. Non voglio immaginare cosa succederebbe a questo povero esercito se ci fossero ribellioni. Qui ci sono dei rinforzi, tra l'altro molto sbilanciati sull'artiglieria, sarebbe fantastico distruggerli. Ok, questo diplomatico cosa gli facciamo fare? Questo se ne sta in Marocco, va bene. Questi ci vogliono bene, ottimo. Con questi siamo in guerra e ci vogliono un po' meno bene. Meno ottimo. Eh, questi dovremmo pure occuparli. Quante province abbiamo? Beh, non troppe al momento. Potremmo probabilmente, dato che ci sarà necessario per avere uno Stato nazionale il prima possibile, avere 5 province, vabbè, non è importantissimo forse avere lo Stato nazionale subito, però sarà un po' difficile più che altro perché qui ce ne sono 1, 2, 3 quasi complete, la quarta, la quinta c'è, invece la quarta non c'è. Vabbè. Allora, ok, comunque siamo pronti, dai. Sciogliamo gli indugi. Questo non so dove mandarlo, mandiamolo qua. E vediamo di scoprire dove sono finiti qui abbiamo anche sbagliato a segnare il leader perché... Ok, eccole qua, le abbiamo subito scoperte, queste armate. Il fatto che noi non abbiamo... Li raggiungiamo in tempo? No. Questi? 24, 21. Mm. Aspetta, vediamo di usare questa seconda armata. Ah, qui ci hanno scovati comunque. La nostra azione diversiva non è stata utile. Allora, comunque qui, ecco, mandiamoli a Pest questi, vediamo. Non arrivati in tempo, eh. Ecco, però almeno siete arrivati in tempo per bloccare questi. Adesso questi penso che cambieranno idea. No. Ah sì, hanno cambiato idea. Ok, quindi... ok, questa l'abbiamo persa subito. Dopo meno di 3 giorni. Questi qui non potremo farci niente. Sì, qui sarebbe molto utile avere questo esercito per fronteggiare eventuali ribellioni, eh. E ci terremo pronti a rimandarlo indietro in caso di necessità. Allora, qui chi c'è? Sono 3 navi. Ok, le possiamo unire in una sola flotta. Questi arrivano il 25. Beh, in effetti possiamo aspettare, basta non dimenticarci. Sì, l'applauso lo taglio, non me ne ero accorto che in questo brano in particolare c'era l'applauso. Allora, voi andate qua. Qui siamo senza leader, però abbiamo un morale molto più alto e anche un numero davvero preponderante. Credo che vinceremo senza troppe difficoltà. Qui invece abbiamo il vantaggio di avere un grande generale. Qui abbiamo subito distrutto i nemici e abbiamo guadagnato altri 2 punti che però abbiamo perso. Probabilmente i francesi hanno perso. Ah no, i nostri cari amici qui hanno perso. Insomma, la situazione è... Ah, bene, abbiamo finito pure una colonia, non un'altra, perché non mi risulta ce ne siano altre. Va bene. Ah, questi se stanno andando via. Ah, ho capito. Vogliono attaccare questi, eh? Forse. Se no, perché se ne andrebbero via?
Qui abbiamo riunificato questa flotta. Potremmo attaccare. Mhm. Ah, ma questi stanno andando via? Ah, devono avere intenzioni malvagie contro queste nostre flotte in avvicinamento, quindi appunto bisogna stare attenti. E, appunto, quello che non volevo fare si realizza sempre. Vabbè, voglio unire queste flotte prima che magari qualche flotta nemica riesca a fondarcele. Abbiamo diversi nemici che sono provvisti di flotte, quindi meglio stare attenti. Questi qui li facciamo andare avanti. Io qui lascerei semplicemente un reparto di artiglieria. No, non ce n'è uno abbastanza. Perché sarebbe... Magari questa è l'occasione giusta per distruggere... Mm. Facciamo così, lasciamo due reggimenti e vediamo... No, non avete capito. Due reggimenti. Voi non attaccatevi... Non andate insieme a noi? Uh, un nuovo stato coloniale, intanto. Allora, Nuova Venezia. Bene. Non l'abbiamo ancora fondata Nuova Venezia, di verità. Però questo stato coloniale... Allora, vediamo un po'. Chiamiamola giusta. Nuova Venezia. Giusto? Bene. Ok. Abbiamo anche un colono libero adesso. Che bel fatto. Allora io direi... Che cosa facciamo col colono libero? Fondiamo una colonia del tutto nuova? Cerchiamo di bloccare i francesi. Poveri francesi. Qui tra l'altro ci dovremmo mandare qualcuno noi. Dovremmo scoprire la zona intorno, potremmo cercare... No, beh, non credo avrebbe molto senso, però cercare di bloccarli. Boh, tanto vale che si espandano. Qua, piuttosto che andarsene chissà dove. Appunto non possiamo fare niente contro di loro, quindi... Però in effetti non sarebbe male bloccarli. Mm. Se no potremmo espanderci qua. Boh. Se no già inglobare questa, però poi la Norvegia ne fonderà un'altra. Abbiamo diverse, se no potremmo anche mandarle in quella che già abbiamo, dove sono le nostre colonie. Allora, ecco, una, due, e la terza. Qui, potremmo anche mandarlo qua. Però aver solo tre colonie non è il massimo. Mm. Ok, quindi l'idea sarà di distruggere le colonie. Dato che non producono beni preziosi, le distruggiamo queste. E conquisteremo solo quella norvegese più avanti, almeno. Non, non pensiamo di farne altre. Potremmo, ecco, colonizzare questa zona. Insomma, abbiamo tante alternative. Quale facciamo? Facciamo queste, dai. Vicino ai francesi. Ma perché? Ma... Facciamo... Guarda. Queste non valgono niente. Vabbè, allora facciamo questa. Mi piace di più.
Finalmente dopo 3 ore ho deciso. Qui vediamo un po' se riusciamo a far concludere questa. Dove vanno questi? In Slavonia? Se riuscissimo. Questi disgraziati non si arrendono mai, eh? Bello, qui dovremmo invertirle proprio, però non c'è l'opzione, cosa facciamo? La rifacciamo di nuovo, tutto da capo. Ecco, così lasciamo comunque il generale all'armata migliore. Mm. Purtroppo soffriamo di Slavonia, vai. Intanto come se la passano i francesi qua? Sono qua i francesi? Sembrano tutto sommato fuori pericolo. Invece vedo che il nostro vassallo non se la passa altrettanto bene. Allora, qui mi sono dimenticato nuovamente. No, però non sono ancora arrivati, ok. Sono preoccupanti però, sti qua. Ah, ecco, qui vogliono proprio fregarmi. Allora, vediamo se riusciamo. No, siamo più lenti. Accidenti. Non solo vogliono, ma ci stanno riuscendo a fregarci. Non abbiamo qualche generale? Ok, questo è qua. Questo. Ok, questi ci seguono. Si stanno andando all'attacco loro. Noi non arriviamo però in tempo, eh. Però secondo me potremmo cogliere molto impreparata l'armata nemica. Il che già. Qui possiamo bloccare magari sempre i nemici. Però ci tolgo questo. Questi erano il 22. Allora. Hmm. Ma tu dove stai scappando? No. Di nuovo fuori dal mondo. Tra l'altro sono solo, pensate, sono solo artiglieria, quindi sarebbe facilissimo distruggerla, ma andrà fino in Muntenia di sicuro. Mm. Quindi non possiamo togliere queste. Ecco, questo possiamo mettere. Vediamo di capire cosa riusciamo a combinare qua. Questo assedio mi sa che dobbiamo toglierlo. A meno che lasciarci un'armata proprio. Vediamo se gli passa la voglia così. 22. Mm. Sì, gli è passata già la voglia, bene. "29", possiamo pure aspettare 3 giorni. Abbiamo detto, no? Arrivano il 28 questi. Wow. Allora, teniamo d'occhio la situazione anche qua. Ci sono novità? Io direi andiamo a assediare pure l'Uruguay, Paraguay, quello che è. Però ne basta uno per quello. L'altro lo mandiamo. Anche lui qua.
Questi quando è che arrivano? Ma diciamogli già di andare qua. Mm, va bene. Aggiungetevi anche voi, almeno questi li facciamo fuori, cavoli. Gli altri forse non ci riusciamo, ma questi non li voglio avere come sopravvissuti. Dov'è che possiamo andare verso di qua con queste? Queste è più che sufficiente. Eccolo lì. Perché loro hanno più morale? Hanno una base più... Beh, forse... L'esaurimento... Ah! Riduciamolo un po'. Qui si sono spostati. Qui come va i francesi? Queste due armate sono senza leader. Cosa fanno? Sono pazzi. Ok, i francesi stanno giocando la carta del suicidio, che funziona sempre molto bene nelle guerre, soprattutto per chi vuole perderle. Ok. Hmm. Cavoli, però li stanno dissanguando. Stanno perdendo anche loro un po' di... Ma scusa, non gli ho detto di andare più in là. Non si sono accorti del... Temo che riusciranno a scansare il nostro esercito. L'ho detto a questi e non a questi. Vabbè. Genialità. Vabbè che forse potrei cercare di evitare lo scontro diretto con questi. Che cosa ci guadagno io? Bah, vedremo insomma. Ci avviciniamo, poi al massimo fuggiamo. Cosa dire? Ma. Però io direi queste conviene mandarle da altre parti. Vediamo se possiamo reclutare. Non funziona, come al solito. Sto pannello è davvero irritante questo. Che non funzioni. Come vedete stiamo guadagnando quasi più in guerra perché abbiamo perso parecchio esercito. Aie no! Ah, per fortuna c'è un esercito. Ma non credo resisterà. Peccato perché quella provincia non la possiamo proprio perdere. Allora, che cavoli sta succedendo qua? Ok, possiamo anche unire tutto. Anzi, facciamo così, mandiamo qua. E l'idea è... le navi, queste... Ma sì, 17 sono questi? 16? No, sono 17. Quindi le 17 che servono, più le galee e più anche qualche caracca. Queste tre facciamo. Che cosa ci fa una caravella? Non si sa. Ok, queste qua le mandiamo qua. Invece il resto, la flotta più potente, la mandiamo in avanti. Deve raggiungere questi congolesi. Va bene. Abbiamo perso dei punti. Per fortuna... Come li abbiamo persi? Non dirmi che uno dei tre eserciti francesi è stato completamente annientato. Perché l'impressione è questa. Mm, vediamo se c'è qualcosa che ci chiarifica un po' le idee. Battaglie perse. No, questa è la famosa battaglia persa. No, non sembra, però non vedo più una delle tre armate francesi, il che non è molto bello. Ok. Vabbè, comunque siamo pronti. Qui avete finito di distruggerli sti qua, dai, su.
Oh, bravi. Così mi piacete di più. Ok, voi scappate pure, vi lascio scappare. Voglio... Oh mio Dio, cosa fanno questi? Ah, ecco dov'è la terza armata francese, ok. Sembra tutto a posto, ma è solo un'apparenza. Meglio diffidare. Che stanno assediando di qua. Qui cavoli vincono i ribelli. Accidentaccio. Temo che questi li dovremo mandare contro i ribelli. Questi cosa fanno? Hanno stravinto. Noi quando è che arriviamo qua? Non arriviamo mai. Fanno tempo a riprendersi e tutto. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Cambiamo ordine. Anzi, dov'è che siamo meno al sicuro? Non si sa. Non dirmi che tu vuoi comunque andare all'attacco. Non ci crede nessuno. Boh. Ok, si farà ammazzare. Ah, ecco, forse abbiamo perso punti appunto per la battaglia che si è svolta lì. Qui però non possiamo lasciare il generale. Troppo importante il generale. Vabbè che saremo esposti ad attacchi qua. Non mi piace la situazione. Boh. Allora, come usiamo il diplomatico? Questa è una buona idea. Usare sto diplomatico, no? Potremmo migliorare le relazioni con qualcuno, tipo la Scozia. Oppure c'era il Papa. Sì, il Papa che ci odia tanto. Irreparabilmente da troppi secoli. Ah no, li stiamo già migliorando. Cosa stiamo facendo noi? Scozia, Venezia, Magonza, Colonia e Marrakesh. Vabbè, facciamo Lanza, dai. Che è coalizzata contro noi. È sempre ben usare tutti i diplomatici a disposizione. Pure Genova ci odia. Beh, lo sapevamo a dir la verità. Perché non li recluto qua adesso? Eccoli là. Speravo fosse un altro esercito. Qui chi arriva? No. Non sarà facile, eh? Qui ci dicono che vogliono far pace. Accidenti, anch'io vorrei far pace. Non riusciamo già a negoziare qualcosa qua? Ah, non abbiamo i diplomatici, giusto? Ma non possiamo, sono quasi sicuro. Qui, cavoli, i francesi stanno straperdendo di nuovo. No! Disfatta totale. Questo non va affatto bene. Cerchiamo di raggiungerli prima che sia proprio troppo tardi. Sempre quello. Eh, qui chi vince? C'è pericolo in effetti, eh? Allora, facciamo così. Mandiamo queste due caracche in aiuto alle prime. Questi li dobbiamo mandare da qualche parte. Non ho ancora deciso dove. Ma potrei mandarli davvero qua. Magari facendo un passaggio ad Atene, dai. E quindi questi... Ma direi che non riusciremo a far tutto, quindi leverei addirittura l'assedio da qui. Già, forse è più saggio. È già bello se riusciamo a aiutare i francesi. Scappate, maledetti. Perché vi mettete sempre senza di noi? Si mettono in quelle situazioni che... Oh, bene, siamo riusciti a finire un assedio. Questo è già molto importante. Ma forse dovevamo aspettarcelo. Che avrebbero fatto cazzate. Ma
Boh, forse è più conveniente. Non arriverei in tempo. Meglio lasciar fare. Ma il fatto che adesso che non abbiamo più gli alleati qua, siamo molto a rischio. Beh, voi andate, fate così. No, avvicinatevi con cautela, non arriverete mai in tempo. Ok, sai cosa facciamo? Ci mandiamo questi a riprenderli. Vabbè, che situazione complessa. Questo non possiamo lasciarlo qua. Ecco le truppe francesi in ritirata. Speriamo di riuscire a salvarle noi perché... Cavoli, guarda quanto ci hanno fatto perdere di nuovo. È stato davvero un grave errore. Lasciarle indifese. Non si trova. Io non trovo le battaglie, però eccola qui. Abbiamo perso altri 5 punti per sta battaglia. Vediamo se riusciamo a reclutare qualcuno. Vabbè, reclutiamo pure i cavalieri, non si bada a spese in queste situazioni. Questo è buono, però non è proprio la provincia distrutta che abbiamo. Ma dacci più... Vabbè che la manodopera che ci dà quella provincia è zero. Comunque qui c'è un po'... No, tutte hanno l'applauso, maledizione. Va bene, non ci darà niente, vabbè, facciamo quella del commercio che mi è sempre piaciuta di più. Voi cosa state facendo, scusate? Potremmo cercare di distruggere queste armate un po' sperdute. Dove sono i nostri... Sono lontani, vedo. E qui non sta andando tanto bene. Cavoli! Ma che razza di... Perché non me ne sono accorto prima che avevano un generale di questo genere? Qui ci conviene scappare. Abbiamo perso 6 navi pesanti. Mio Dio! Non abbiamo più la superiorità sul mare qua. Appena finisce la guerra dobbiamo rifare una flotta all'altezza, eh. Mio Dio. Ma che livello avete, scusate? 14? Avete delle navi più moderne? Caracche? No. Livello 15. Vabbè. Comunque è chiaro, noi siamo a livello 12. È chiaro che sono più forti, cioè più che altro forse grazie a quel super leader che avevano. Io purtroppo non ci avevo fatto caso. Bisognerebbe essere sempre più attenti. Ecco, voi per fortuna non siete intelligenti e non attaccate queste armate completamente in balia degli eventi. E voi andate qua, voi inseguite. Cavoli, stiamo vincendo al 13%, la situazione è molto peggiorata. Queste province sono abbastanza povere, quindi non potranno reggere eserciti grandissimi. Mio Dio. Però non speravo davvero che la situazione si risolvesse più velocemente. Qui arriviamo il 7 ottobre, ok. Ci sta. Allora andiamo a Berry. Ok, va bene. Comunque vedo che la scansione temporale sta funzionando.
Qui arriva pure una flotta, cioè c'è una flotta spagnola che ci vuole attaccare. Gli facciamo una capatina. Questa volta li affondiamo noi. Già, se li attacchiamo li affondiamo con... Vabbè, ma non ci interessa tanto gli spagnoli. Meglio concentrarsi sugli altri, dai. E qui però appunto il limite è 26, se andiamo il doppio no, non è una buona idea. Allora. Ok, assediateci Parma, non ci interessa. Speriamo non ci sia qualche alleato un po' idiota. Questi cosa fanno? Ah, se ne tornano indietro, sono dei geni. Davvero geniali. Ma scusate, dov'è finito l'esercito nemico? Voi lo vedete? Qui chi c'è? Boemia, Russia. Accidenti, hanno preso Atene proprio appena prima che noi arrivassimo per difenderla. La loro solita fortuna. Ma proviamo... Che proviamo? Non lo so. Ok, voi state pure in Achea. Cavolo, abbiamo perso parecchia gente qua. Ah no, scherzo, ho visto male. Ho perso 70 uomini. Ok, qui cerchiamo di avvicinarci ai nemici. Assegniamo magari i generali in maniera più saggia. Quando è che arrivano? Sembrerebbe subito, ma in realtà solo il 1° novembre. Cosa ho visto? No, non è una buona idea attaccare, francesi. Fate buoni. Sono tornati. Cavoli. Però, allora, voi... No, non passate da Tolosa, non è un'ottima idea. Cosa combinano? Vanno giù. E nessuno li fermerà più. Vabbè, speriamo di batterli per tempo, perché se non li battiamo per tempo siamo rovinati. Che per tempo? Non li batteremo mai per tempo. Già bello... No, no, fermatevi. Non si fermeranno, ok. Allora andiamo all'attacco e speriamo che avremo successo prima dell'arrivo dei nemici, perché se arrivano i nemici abbiamo perso la guerra. Ecco, questa è la rivolta che non ci voleva proprio. Allora, questo ci serve qua. Ce la faremo a fare qualcosa? Io non credo, però spero. Qui dove andate? Non si capisce bene dove stanno andando. Stanno andando... No, ci sono delle armate che vanno chiaramente ad Anjou. Però sembrano una minoranza. Possibile. Ah no, sono queste. Le armate austriache più che altro vorrei capire dove vanno perché sono le più potenti. Sembra che non stiano andando, nonostante sembra che stiano andando, in realtà sono ferme. Ok, abbiamo ingaggiato il nemico pure in Achea e lo stiamo distruggendo alla grande, bravi. Ma tu ti uso per assediare qua. Ok. Voi... Ok, vi faccio riposare un mesetto, dai.
Questi ci attaccano. Sono assolutamente intenzionati. Qui hanno fatto un'altra colonia. Insomma, per la nostra felicità, un'altra colonia. E questi vanno ad Anjou. Ecco, quindi abbiamo poche possibilità. Soprattutto, spero che questo... Oh mio Dio, siamo rovinati. Però stanno ritardando l'arrivo, eh. Qui sono riusciti i russi a fregarci. Qui non si capisce se stiamo ancora vincendo noi. Oh mamma. Allora, voi tornate qua. Vabbè, il tempo di un episodio è finito, quindi ricontinueremo questa guerra nel prossimo. E insomma, nel prossimo scopriremo come andrà a finire. Per fortuna... però qui arrivano. Dobbiamo insomma vincere il prima possibile. In particolare prima che arrivino questi rinforzi. Secondo me non ce la fanno. Se riusciamo a difendere, abbiamo buone possibilità. Cioè buone. Discrete possibilità. Allora, voi andate qua. Seguiteli tutti, andateci tutti qua. Ok. Se invece restiamo all'attacco, anche se i numeri sono uguali, le nostre truppe sono molto migliori in difesa, quindi sarà molto difficile avere la vittoria. Va bene, comunque al prossimo episodio scoprirete l'esito di questa terribile battaglia.